È terminata con il risultato di 4-5 la sfida tra Futsal Emiri e Palermo Futsal Club, un primo tempo dominato dalla sua squadra, poi il secondo di blackout. Cosa è successo, mister? Ho visto una squadra che nel secondo tempo si è un pochino fermata, ha avuto un pochino di panico, di ansia, ma dobbiamo dare merito anche alla squadra avversaria che ha saputo fare il quinto bene e ha saputo reagire. Tutto qui. Oggi all'interno della sua squadra hanno giocato quasi tutti, con ampio minutaggio. Guglielmini continua a segnare, anche una grande prestazione di Pera, forse un po' a sorpresa dal primo minuto. Negli allenamenti lei cosa dice a questi ragazzi? Perché sembrano veramente galvanizzati. Li ho cambiati dentro la testa, oltre gli ho dato qualità, gli ho dato coraggio, gli ho dato movimento, abbiamo cambiato i moduli di gioco, insomma si è vista la differenza, però con tutto ciò abbiamo fatto un fine campionato scoppiettante. Oggi abbiamo perso e secondo me non meritavamo di perdere, almeno il pareggio era giusto. Purtroppo il calcio è fatto così e ci prendiamo questo. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Pioppo Futsal, una partita fondamentale per l'altra squadra, perché chiaramente con una vittoria vincerebbe il campionato. Voi non avete più nulla da dire a questo campionato, ma come volete salutare i vostri tifosi? I nostri tifosi li vogliamo salutare come si dice, con un buon risultato, soprattutto con una grande partita. Io non regalo niente a nessuno, noi ci misuriamo con tutti, facciamo la nostra partita e ci prepareremo anche per andare a fare una bella partita col Pioppo, di sicuro, perché noi venderemo cara la pelle in ogni partita. Questa è sempre la mentalità che do ai miei, di lottare, sempre.